È stato definito un circo. Sì, perché questa è una espressione adoperata dal GIP che dice che in questo circo si muovevano una serie di personaggi tipo intermediari, intrallazzatori, medici, azzeccagarbugli, professionisti dell'INPS e quanti altri che agivano tutti per il perseguimento di fini illeciti, quali la corruzione, i falsi e che tutti assieme componevano delle ben articolate associazioni a delinquere. Abbiamo assistito a dei video davvero paradossali. Sono stati fondamentali perché, diciamo così, sono stati colti con le mani nel sacco quelli che hanno palesemente violato non solo la legge penale ma anche dei codici morali, perché come si è detto prima tra i principali danneggiati di questa indagine vi sono anche quelle persone realmente handicappate che non hanno potuto invece beneficiare delle norme a loro tutela. Due organizzazioni, ecco, c'era un rapporto diretto. Diciamo che si utilizzavano dei sistemi e dei metodi per ottenere le indebite corresponsioni di somme a sostegno grazie all'interscambio di personaggi che si mettevano a disposizione ora di un gruppo, ora dell'altro, con un sistema che era ben collaudato e che ha dato fino a quando non siamo intervenuti noi con le indagini i suoi frutti. Siete arrivati voi, questo significa che gli enti intermedi non hanno fatto bene il loro dovere? È un discorso lungo, complesso, come sempre spesso la magistratura svolge una cosiddetta attività di supplenza, probabilmente si poteva evitare che si arrivasse a questo se chi era deputato a effettuare i controlli li avesse fatti seriamente. Gli uomini della Digos hanno svolto un ruolo importante in questa indagine. Fondamentale, fondamentale, devo dire sacrificando tantissimo la vita privata, perché quelli che poi pagano i sacrifici sono le nostre famiglie a casa, che per fortuna ci supportano, perché un'indagine di questo genere ha richiesto ore e ore di appostamenti, quindi non è nata in un giorno. Ovviamente quando si ha poi la buona notizia si corre, si va sul posto e l'indagine si è dispiegata proprio grazie agli appostamenti, alle intercettazioni, sia ambientali sia telefoni, quindi è un lavoro certosino e molto lungo, che devo dire veramente gli uomini della Digos sono stati bravissimi in questo senso.